Meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone ogni mercoledì e giovedì sera dalle 21 su Serenissima TV. Eccoci qua, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Come sapete, il nostro talk show, il pezzo forte del nostro canale social televisivo Insieme Idee e Persone TV, con la pretesa di raccontare punto di incontro fra opinioni diverse. Il confronto arricchisce, come mi piace dire, come voi sapete. Vi dico che sapete che non c'è solo la diretta qui su Canale 15, ma c'è anche la diretta Facebook. Ecco qua, facciamo vedere il tutorial, basta andare sulla pagina Insieme Idee e Persone TV su Facebook, far andare su col cursore, giù col cursore, dopo appare la strisciata grigia, eccola qua, fra un po' apparirà, eccola qui, basta schiacciare e c'è il collegamento diretto. Tutto quello che succede, eccolo qua, in diretta qui sui studi di Rubano di Canale Italia, apparirà sulla nostra pagina Facebook. Non solo, ma dall'inizio dell'anno siamo anche su YouTube, perché abbiamo avuto molte richieste dall'estero, ci seguono parecchie persone dall'Australia, li saluto, da Boston e da Londra, quindi saluto le persone che ci seguono per le nostre dirette. Gli argomenti sono interessantissimi, veramente ogni giorno siamo costantemente bombardati, voi lo vedete, a secondo del giornale che è più o meno amico di un certo partito, la stessa informazione prende una luce diversa. Col nostro TG cerchiamo che commentiamo ogni giorno, cerchiamo di dare una luce, diciamo, più oggettiva possibile, più commentata, più vista da più sfaccettature, e ovviamente ancora oggi, stasera, ne parleremo ancora con i nostri ospiti. Gli argomenti sono tantissimi, interessantissimi, neanche a parlarne, neanche a scoprire quali sono, non c'è nulla da scoprire. Il tema dominante è pandemia, il mondo imprenditoriale, vaccinazione di massa, limitazione della libertà, coprifuoco, abbiamo tanti argomenti di cui parlare. Però ricordatevi, 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa. Come sapete, non me lo stancherò mai di dirlo, qui nessuno deve farsi vedere bello, bravo, preparato. Chiunque abbia voglia, piacere di confrontarsi con un'opinione, con un'idea, la può esporre, non necessariamente deve fare una domanda, basta anche un'osservazione, che può essere un momento di studio e di approfondimento qui per i nostri ospiti. Quindi non esitate a chiamare 049 63 11 11 oppure mettete il commento nella diretta Facebook sotto. Se volete scrivere commenti, tutti i commenti in genere li citiamo se sono ovviamente pertinenti, come dice Facebook. Allora vado subito a presentarvi gli ospiti. Abbiamo degli ospiti in studio e degli ospiti anche via Skype, molto interessante sicuramente il confronto che ne verrà fuori, sono sicuro. Abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi la mitica, uso questo termine perché se lo merita, Wanda Pellizzari, consigliere comunale Padova Lega. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera ai telespettatori e grazie per l'invito. Grazie a lei della disponibilità. Poi abbiamo Marco Milanato, coordinatore Forza Italia di Cittadella, provincia di Padova. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Alessandro Dianin, invece, Giovani Democratici, Padova, occupa la famosa poltrona dei giovani. Buonasera a tutte e a tutti. Ecco, vuole dire la sua età subito così. 19 anni. Ecco, quindi onore al merito, viva i giovani, perché diamo spazio ai giovani, perché noi abbiamo un po' il complesso che non ci sentiamo di poter lasciare qualcosa di utile ai giovani, però ci pensa Draghi con Recovery Fund, lascerà debiti ancora a oltranza ai nostri giovani, ma sì, indebitiamoci. Poi, ecco, Pellizzari, poi gli altri dicono che sono polemico, ma non è polemica questa, cioè, è sana informazione. I numeri sono numeri, da questo punto di vista non si discute. Invece collegata via Skype, ecco qua adesso mi sposto un attimo, abbiamo niente meno che il direttore medico dell'ospedale di Cittadella, la dottoressa Emanuela Zilli. Mi conferma, buonasera. Giusto? Buonasera dottoressa. Allora vi chiedo un attimo di pazienza, grazie, ecco, abbiamo presentato gli ospiti, poi dopo il collegamento con la dottoressa Zilli avremo due imprenditori che ci racconteranno l'altro punto di vista rispetto magari a quello che potrà esporre la dottoressa Zilli, però adesso vi sorbite la pubblicità e anche la sigla. A fra pochissimo.
Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31 Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Ecco qua, in diretta, sono le 21.09, mentre vi posso garantire che è fuori onda, però noi non siamo come certe trasmissioni che registrano il fuori onda, ce ne guardiamo bene, la correttezza per noi è importante. Allora, faccio una battuta, dottoressa, anche se non ho gli anfibi, le faccio questa domanda, come stanno andando? Ovviamente voglio, diciamo, come dire, enfatizzare fra parentesi il ruolo di figliuolo, però è stato criticato, lei lo sa, per la mimetica, il berretto degli alpini, eccetera. Cerchiamo di capire quali sono i reparti Covid, entriamo un po' nel dettaglio, visto che lei comunque è una persona che ha delle competenze specifiche. Allora, la maggior parte degli ospedali è no Covid e non Covid misti.
cioè assiste sia pazienti Covid sia pazienti non Covid. Alcuni ospedali, in numero minoritario, sono i cosiddetti Covid Hospital, generalmente uno per provincia. Per la provincia di Padova il Covid Hospital è l'ospedale di Schiavonia. Negli ospedali misti, Covid e non Covid, ci sono i reparti dove entrano pazienti, tra virgolette, non infetti, per esempio ortopedia, geriatria, medicina, e reparti dove invece vengono assistiti pazienti che presentano il Covid. E in funzione del livello di gravità del paziente, l'assistenza può avvenire in malattie infettive, in semi-intensiva respiratoria o nei casi più gravi in terapia intensiva. E in malattie infettive vengono assistiti anche i pazienti che hanno una patologia di base e contemporaneamente il Covid. Per esempio, un paziente con una frattura di femore e il Covid non può essere ricoverato in un reparto di ortopedia non Covid. E Certo. poi, generalmente a livello su una rete più vasta, almeno provinciale, vengono istituiti dei reparti specifici. Ad esempio a Cittadella c'è il reparto Covid di psichiatria che ricovera tutti i pazienti della provincia, ma No, anche questo lo all'interno dei spiega, reparti. dottoressa, perché ci sono certe volte mi sono confrontato con qualcuno che mi ha detto, ma io non ho visto in certi ospedali malati Covid, quindi il Covid non c'è. Quindi invece bisogna spiegare che ci sono certi ospedali che hanno una concentrazione più elevata di malati Covid, giusto? Certo, in tutti gli ospedali poi, anche nei reparti non Covid, sono state istituite aree per i pazienti Covid. Ad esempio, se un paziente ha un infarto e è contemporaneamente anche affetto dal Covid, viene ricoverato in un'area dell'emodinamica o dell'unità di terapia intensiva che è funzionalmente separata da quella dei pazienti non Covid. Lo stesso se un paziente ha un ictus viene ricoverato nella parte della stroke unit dedicata o in ostetricia e ginecologia la donna che deve partorire e ha il Covid non può essere ricoverata assieme alle altre partorienti. In Certo, un certo senso gli ospedali sono diventati due ospedali in uno. è chiaro. In quasi tutti gli ospedali ci sono percorsi differenziati e questo riguarda anche i servizi. In radiologia sono state definite delle fasce orarie dove la strumentazione viene dedicata ai pazienti Covid e ciò è avvenuto anche nel caso della dialisi. E la fatica è stata allestire tutti i percorsi doppi in un tempo molto breve. E anche i reparti dedicati, per esempio malattie infettive Covid, sono stati organizzati a fisarmonica, con la possibilità di aumentare o ridurre i posti letto in funzione dell'andamento delle curve, cioè in funzione di come ci collocavamo nel picco, fase di ascesa o discesa delle ondate epidemiche. Ecco, senta, a proposito di questo, dottoressa, poi le chiederò anche un parere sulla prospettiva dell'andamento della pandemia. Ecco, ricordiamo a casa, ecco, scusi, vediamo a casa 049 63 11 11 per chi volesse dire la sua. Però ecco, spieghiamo anche questo aspetto, visto che comunque abbiamo la possibilità proprio di parlare con lei direttamente. Il famoso concetto della cura a domicilio. Qui tot ricoverati, no, quello a casa, la bombonetta di ossigeno, sì, no. Ecco, quindi spieghiamo che in effetti, se ho ben capito, comunque la struttura sanitaria tenderebbe a valutare di far rimanere a casa le persone il più possibile, onde evitare sia un sovraffollamento, sia ovviamente un potenziale complicarsi della situazione. Ci vuole un po' spiegare questo sistema. Certo, le linee guida internazionali che adottiamo anche noi hanno diviso la gravità del paziente che ha un'infezione da coronavirus in 5 livelli, cosiddetti 5 fenotipi. Il primo è il fenotipo meno grave, il 5 è il fenotipo più grave. In presenza di un fenotipo 5, cioè di una grave insufficienza respiratoria
il ricovero avviene in terapia intensiva, in presenza di un fenotipo 3-4 in semi-intensiva respiratoria, di un fenotipo 2 in malattie infettive e 1 a domicilio. Fenotipo 1 è quella sintomatologia simile-influenzale, o anche quei casi che hanno una sintomatologia frusta e che in assenza del tampone risulterebbero misconosciuti. Però c'è una casistica che riguarda il fenotipo 2 che può anche essere gestita a domicilio e in condizioni protette, cioè con un aggancio alla struttura ospedaliera, ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale, in cui 2 volte al giorno vengono verificate le condizioni del paziente. Se un paziente con un'iniziale polmonite arriva in pronto soccorso e appartiene al fenotipo 2, può essere rinviato a domicilio col concentratore di ossigeno, ovvero il bombolone. Viene visto in funzione della gravità 2 volte al giorno dal medico e dal personale infermieristico. Al termine dell'iter viene consegnata anche una lettera di dimissione e viene recuperato il concentratore di ossigeno. La maggior parte dei casi di Covid non è stata assistita in ospedale, per fortuna. In ospedale sono stati ricoverati solo i casi più gravi. Adesso una grande opportunità poi è offerta dagli anticorpi monoclonali, che possono essere somministrati solo in certi casi che consentono la guarigione a domicilio. Ecco, senta, dottoressa, poi fra l'altro quindi questo l'abbiamo chiesto proprio per fugare il famoso dubbio se si è a casa si è abbandonato a se stesso. Invece, ecco, lei ha spiegato correttamente che invece l'assistenza è immediata, solo che è gestita da remoto con una presenza della struttura sanitaria 2 volte al giorno. Anche perché poi, dottoressa, il monoclonale costa parecchio, insomma 7-8 mila euro mi hanno detto a dose, quindi è veramente anche un impegno economico non indifferente. Beh, il costo del trattamento del paziente col Covid è molto impegnativo. All'inizio dell'emergenza Covid i mezzi erano molto limitati perché si era in fase iniziale con l'uso del plasma, non c'erano molti farmaci e venivano utilizzati farmaci che erano previsti per altre patologie, ma col tempo, come si è evoluta la conoscenza e la produzione del vaccino, si è evoluta anche la possibilità di gestione farmacologica. Il costo del Covid sì, è impegnativo anche in termini di risorse umane, perché l'assistenza a un paziente col Covid richiede più o meno il doppio delle risorse professionali che richiederebbe un paziente non Covid. Bene, ecco, senta, dottoressa, visto che abbiamo la possibilità di averla qui con noi, ci vuole un po' spiegare qual è la procedura di, diciamo, quando il paziente, come dire, viene visitato se non ha il Covid, cioè quindi cosa succede se non ha il Covid, cioè ci sono sintomatologie simili, magari non ha il Covid, che procedura c'è, così magari spieghiamo a casa per qualcuno che ha un po' di raffreddore ed è preoccupato per cosa fare. Allora, intanto uno dei meccanismi, uno degli strumenti per poter avere informazioni sono i siti, sia il sito ufficiale dell'azienda ULSS, sia il sito della Regione Veneto, che sono aggiornati e contengono tutte le informazioni. L'altro strumento per avere informazioni utili è rappresentato dal medico di medicina generale. Però il messaggio è che anche le patologie non Covid correlate anche a queste viene data risposta. Chiaramente nelle fasi in cui c'è stata un maggior afflusso di pazienti con Covid è stato necessario contrarre le patologie croniche o patologie che non oncologiche o nelle quali
non era prevista una rapida evoluzione per utilizzare le risorse, gli spazi, le attrezzature per i pazienti Covid. E questo è il motivo per il quale vicino al picco pandemico sono state chiuse attività, per esempio sono state ridotte le possibilità di accesso alle visite ambulatoriali o ricoveri programmati, poi appena il picco è sceso è ripartita l'erogazione di queste attività. Ecco, sente, il famoso varco, cioè ci vuole spiegare come funziona, cioè quando i pazienti arrivano al varco, cioè che poi, ecco, insomma, magari può sembrare una parola sinistra, però spieghiamo, abbiamo la possibilità di spiegare invece come funziona effettivamente questo metodo. Sì, allora al fine di separare il più possibile i percorsi dei pazienti col Covid dai percorsi del paziente senza Covid, sono stati istituiti su indicazione della Regione in tutti gli ospedali varchi, un varco per il personale e un varco per i pazienti. Al varco c'è all'ingresso dell'ospedale il paziente viene sottoposto alla misurazione della temperatura, al lavaggio delle mani col gel alcolico, viene verificata la presenza e la correttezza della mascherina e viene verificato che non ci siano sintomi. Se il paziente ha sintomi sospetti per Covid, per esempio aumento della temperatura, tosse, mancanza di respiro, e l'accesso in ospedale avveniva per una visita ambulatoriale, il paziente viene inviato in pronto soccorso. Anche all'interno dei pronti soccorsi sono state istituite aree Covid diverse dalle aree non Covid. E in pronto soccorso in tutti i pazienti viene effettuato il tampone per la valutazione della positività o meno. Tutti i pazienti ricoverati hanno effettuato prima del ricovero il tampone. Solo nei casi emergenti, dove non c'è il tempo materiale per l'esecuzione del tampone, il paziente viene assistito, ma trattandolo come un potenziale Covid. È chiaro, chiaro. Senta, dottoressa, lei come la vede, sinceramente, confrontandosi con, penso, con anche gli altri suoi colleghi, questa pandemia, chiamiamola così, insomma, super influenza, qualcuno dice virus da laboratorio, qualcuno dice virus naturale, vabbè, questa cosa non ci riguarda perché tanto non cambia nulla sapere che poteva essere un virus da laboratorio o no. Ecco, però voi come vedete in prospettiva nei prossimi mesi, anche in nesso col piano di vaccinazione che ahimè non stenta ancora a decollare come rispetto ai programmi? Beh, noi iniziamo a vedere il futuro in termini più ottimistici rispetto a come era stato nei mesi precedenti. E questo perché questo principalmente per l'effetto della vaccinazione, perché adesso la quota di persone che è vaccinata almeno con la prima dose inizia a essere significativa. Gli effetti della vaccinazione sono chiari, lo vediamo nel personale dipendente. Molti di noi si sono ammalati nonostante l'uso dei dispositivi di protezione individuale e soprattutto nel corso della prima ondata, quando non conoscevamo bene il meccanismo di infezione del Covid, del coronavirus. E da quando invece è stata introdotta la vaccinazione, la quota di personale positiva o in malattia si è notevolmente ridotta. Quindi vediamo in termini molto più positivi il futuro. La terza ondata che abbiamo avuto è stata un'ondata molto più contenuta e più breve rispetto a quello che è avvenuto nel corso della seconda ondata. Adesso siamo in una fase in cui abbiamo riaperto, proprio perché si è conclusa la seconda ondata, la terza ondata, e quindi è stato possibile riattivare una serie di attività che avevamo rallentato. Quindi ecco, lei si sente più, diciamo,
più propensa ad avere chiudere o come medico ovviamente le faccio questa domanda, oppure sarebbe più permissiva nelle aperture anche delle attività tipo bar, ristoranti, eccetera? Non sono in grado di rispondere, non sono in grado di rispondere su un aspetto di questo tipo, che non è un aspetto proprio tecnico che riguarda la mia parte. Certo, penso che i benefici delle vaccinazioni si inizieranno a vedere a breve. Benissimo, benissimo. Senta, dottoressa, Forse non si ha c'è stato un po', diciamo, di confusione anche sulla questione dei vaccini, però i vantaggi sono evidenti perché il modello inglese consente di vedere in prospettiva come andrà per noi. La quota che avrebbe dovuto far scattare la vaccinazione e l'immunità di gregge, la quota di vaccinati era teoricamente superiore rispetto poi a quello che si è verificato. Già con 35 milioni di inglesi vaccinati, il numero di morti per Covid si era ridotto a 10. sì, sì. Quindi abbiamo una grossa aspettativa, forse non c'è del tutto la sensazione di quello che è il lavoro profuso per la vaccinazione, però le vaccinazioni funzionano in pieno regime. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo dovuto ridurre per l'indisponibilità dei vaccini. Sì, infatti il problema è fondamentalmente, a parte i proclami di Figliuolo di Arcuri prima, c'è la mancanza di materia prima, cioè di vaccini, perché di per sé la logica della vaccinazione evidentemente sembra la strategia vincente. Dottoressa, io la ringrazio della sua disponibilità, pur in un momento, come ha detto lei prima, di particolare intensità e diciamo, di impegno professionale per lei e per tutti i suoi collaboratori dell'ospedale di Cittadella, che saluto, come saluto tutti gli operatori medici, sanitari e tutte le persone che lavorano in ospedale, perché noi da sempre, dall'anno scorso, eravamo sempre qui in prima linea a fare la nostra trasmissione e a parlare e a difendere la categoria dei medici. L'abbiamo sempre fatto e abbiamo sempre riconosciuto il valore, e mai disconosciuto a prescindere, il valore dell'impegno professionale delle persone che ogni giorno lottano per esercitare questa professione così indispensabile per il genere umano. Quindi grazie, continui così, grazie per la sua presenza e un abbraccio ovviamente a lei e ai suoi collaboratori. Grazie. Grazie. Anch'io ringrazio chiaramente tutti i professionisti che hanno lavorato anche consentendo insomma l'erogazione di prestazioni di qualità e alla direzione che ci ha sempre supportato in modo efficiente. Benissimo, grazie ancora dottoressa. Noi invece lanciamo un piccolo stacchetto pubblicitario e poi torniamo in diretta con le domande con i nostri ospiti. Grazie ancora. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio,
Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31 Treviso. Radime.it. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Chi siamo? Insieme, idee, persone, TV, quindi un concetto nuovo di considerare e valutare l'informazione. Come abbiamo detto, il nostro pezzo forte è il talk show, però abbiamo anche il Sestante News, la nostra testata giornalistica registrata, regolare, che ci permette di avere le informazioni in tempo reale, giornaliere, quindi quotidiano, e poi il TG, commentiamo assieme, l'opinione, e poi da poco abbiamo fatto un nuovo format dedicato alle imprese, dove mi confesso e metterò a disposizione di tutti gli imprenditori tutte le informazioni e le competenze acquisite nella gestione, che personalmente ho acquisito nella gestione delle imprese, senza nessun fine ulteriore. Lo ribadisco, non voglio vendere nulla, non venderemo nulla, ma semplicemente diamo la possibilità all'imprenditore di avere un momento di confronto su argomenti così delicati come quella della gestione delle imprese. Mettete mi piace insieme alle persone TV, Facebook e YouTube. Bene, Milanato, stranamente però lei è venuto qui senza anfibi oggi, come mai? Come mai non sono venute? Per uno Con gli anfibi no, perché io sapevo che, perché lei so che ha un profondo rispetto per Figliuolo, invece io pensavo che oggi venisse con la mimetica, con gli anfibi. Devo dire che Figliuolo ha completamente cambiato passo, è una delle differenze sostanziali tra il governo Conte e il governo Draghi. Perché lei già mi vuole rubare la domanda successiva, io avrei dovuto chiederle se ci sono differenze fra Conte e Draghi. Direi che oggi la Meloni ha ringraziato Draghi, ha detto che Draghi è bravo, quindi anche la Meloni ormai si è arresa e ha capito che questo governo e questo signor Draghi sta veramente marciando a un ritmo incredibile. Se dobbiamo dire quello che ha fatto in 2 mesi, c'è veramente della situazione incredibile. Io oggi passavo presso tanti bar e ristoranti e ho visto tantissima gente fuori, tantissima gente che andava a consumare, mai visto di martedì sera un afflusso così. Vuol dire che la gente sta prendendo l'invito di aiutare le attività che devono essere ringraziate, perché veramente bisogna dire un grande grazie a queste attività, perché con la loro chiusura e con il loro stop hanno permesso una riduzione della circolazione del virus e hanno permesso di non avere i morti che si sono avuti, ad esempio in India. In India purtroppo abbiamo assistito a delle fotografie, a delle cose veramente dure che ci hanno fatto purifichiamoci capire, nel Gange, ma sì, purifichiamoci. Esatto, che ci hanno fatto capire quanto potente
niente è il virus se lo lasci circolare. Quindi anche il sacrificio che hanno fatto tantissime attività e che stanno ancora facendo, come piscine, come ristoranti, come bar, come cinema, come teatri, è un sacrificio a cui bisogna dire grazie, è un sacrificio che è stato ricompensato più o meno, non lo so giudicare questo. Adesso a proposito del ringraziamento, sarebbe da aprire un dibattito, ma sarebbe un altro discorso. Milano, te lo apriamo subito, noi facciamo solo teoria. 049 63 11 11, chiamate da casa, vediamo un po' se voi pensate che c'è una differenza fra Conte e Draghi, chi è stato meglio, Conte o Draghi. Io purtroppo non parlo, oggi non parlo, non mi espongo, fra i due scegliere non saprei. A proposito del dibattito Milanato, abbiamo due imprenditori collegati. Lasciami concludere, però l'invito che vorrei fare alla gente è quello di andare a spendere e di non mettere in banca i propri soldi, di consumare e di spendere. Milanato, non si possono dire con quali soldi, in banca, ma con l'aumento. Ricordatevi una cosa, che il dato fisico in banca i risparmi sono aumentati di 171 miliardi di euro. Gli italiani hanno 171 miliardi di euro in più in banca causa pandemia. Purtroppo li hanno messi tutti qua perché non c'era neanche la possibilità di spenderli. Quindi l'invito è chi può vada a spendere. Anche sentiamo la Pellizzari, ha diritto comunque di parola prioritaria. Prego Pellizzari. Appunto perché penso di essere parte in causa. Ecco, sicuramente i risparmi ci sono in banca, ma per forza, ma questo risparmio minimo che la gente ha fatto perché non sapeva cosa fare, ha creato un grave disagio anche perché non sono stati spesi, la grave crisi economica dalla quale difficilmente ci riprenderemo. È inutile che lei dica grazie a chi ha chiuso, ma grazie di che cosa? Ma grazie di che cosa? Che ci hanno fatto spendere a tutte le attività commerciali, a tutte le attività di qualunque genere, con il famoso DPCM che ti veniva fuori il venerdì sera, per poter aprire, ma dovete fare questo, dovete fare quello, dovete fare quell'altro. Arriviamo, telefonata da casa, pronto, chi parla? Pronto? Buonasera anche agli ospiti, Luigi in Padova. Sì, prego. Io mi imbarazzo quando sento certi interventi, perché mancano di rispetto, soprattutto mi riferisco a Milanato, mancano di rispetto alle persone che stanno soffrendo per le chiusure, perché ci saranno anche i cuochi stellati che possono stare anni e anni senza lavorare, ma c'è tanta gente che vive di quello che guadagna durante l'anno e fa vivere la propria famiglia e magari fanno vivere qualche altra famiglia che lavora per loro. Grazie, no, siamo assolutamente d'accordo sul concetto, e ovviamente la critica a Milanato è soggettiva, però in collegamento abbiamo uno dei famosi ristoratori di Treviso, che saluto volentieri, Andrea Penzoiello, buonasera. Penso lei, buonasera a voi, grazie. Poi ci dovrebbe essere anche un altro, però non lo vedo più, Mauro Mea, speriamo che riusciamo a ripristinare il collegamento. Penso ieri, noi ci siamo già sentiti parecchie volte, lei ha portato avanti istanze importanti degli imprenditori, io ho seguito sempre il suo impegno, questo è stato veramente ammirevole perché lei non si è solo lamentato e basta, ha anche fatto del suo, però vorrei capire, ecco, sentiamo delle voci sull'altro collegamento e si tenga disponibile, penso, perché c'è una telefonata. Pronto? Pronto, chi parla? Buonasera. Chi parla? Io chiamo dalla provincia di Venezia. Sì. Buonasera Paolo dalla provincia di Venezia. Sì, prego. Tu hai chiesto se Draghi o come si chiama l'altro? Conte. Se sono migliori uno dell'altro, sono tutti e due peggiori. Perché le cose che hanno promesso non hanno mai fatto nessuno. E i ristoratori, tutte le persone che si sentono offese da tutti questi partiti non valgono niente ai nostri politici. I nostri politici non valgono proprio niente. Benissimo. Io non vado più a votare perché i politici promettono che penultima non fanno niente. Però se lei non va a votare fa il gioco di questi politici. Grazie Paolo. Ecco, vedo collegato Mauro Mea, proprietario di un caffè a Cittadella, giusto? Mauro, ci sente? Sì, mi sento, voi? Ecco, la mascherina se vuole può anche toglierla, non è infettivo via televisione, non si preoccupi da questo punto di vista.
Mauro Mea e Andrea Pensoiello, quindi un imprenditore di Cittadella, provincia di Padova. Il primo è Pensoiello, invece è presidente di Veneto Imprese, Treviso, quindi ristoratore, proprietario di un bar a Treviso. Milanato è stato molto deciso nella sua valutazione. Voi cosa ne pensate? Penso, magari vuole cominciare lei? Lascio parlare il mio collega prima. Sì, Penso, mi sente? Sì, faccio fatica a sentire lo studio perché ho dei rumori di sottofondo. Se può ripetere la domanda? Sì, no, ecco, come vede, adesso Milanato ha fatto un'osservazione, ha detto grazie ai sacrifici dei ristoratori la pandemia non si è diffusa e adesso invece ho visto i bar pieni, eccetera, eccetera. Io penso che comunque è stata data la colpa ai ristoratori per ideologia politica. Le responsabilità del governo sono state tante di più, vediamo il discorso trasporti, metropolitane, eccetera, eccetera. Ecco, quindi lei a proposito di quello che ha detto Milanato, cosa si sente di dire? Diciamo che viene facile ringraziare adesso i ristoratori come i gestori di palestre o di piscine, dopo appunto, come diceva giustamente lei, per un anno sono stati colpevolizzati dell'aumento dei contagi, quando sotto gli occhi di tutti che i contagi, da quando ad esempio noi a fine ottobre abbiamo chiuso alle 18 per DPCM, sono quadruplicati in 2 mesi. Quindi sicuramente sono stati un facile capo espiatorio, adesso ci ringraziano, però vorrei tener conto del fatto che abbiamo già perso più del 20% delle attività in Italia nel nostro settore. Di conseguenza c'è qualcuno da ringraziare, ma c'è qualcuno che si sta leccando le ferite e che si deve reinventare in qualcos'altro. Tra l'altro adesso c'è questa partenza, ho sentito che stanno invitando la gente dallo studio a spendere nei nostri locali, ma ricordiamoci anche qua che un locale su 2 in Veneto è potuto ripartire. Abbiamo moltissimi associati, ad esempio sull'altopiano di Asiago, a Belluno, ma anche qua a Treviso sul Montello, dove le temperature sono ancora di 5-7 gradi e che quindi per loro è impossibile in questo periodo aprire solamente quei tavoli all'esterno. Di conseguenza speriamo soprattutto che questo decreto di partenze venga modificato nel più breve tempo possibile. Ci sono ancora moltissime norme incoerenti e soprattutto senza un senso logico, come diceva giustamente lei, solo con un senso politico a questo punto. Sembra che la scelta di alcuni membri del governo sia chiara, cioè quella di far fallire le aziende, le piccole e medie imprese, soprattutto di certi settori. Ancora non ne capiamo il motivo, speriamo semplicemente che abbia vittoria facile il buon senso a questo punto, perché non si può più andare avanti a essere i burattini di speranza e di stare qui in balia di decisioni che non hanno veramente più nulla a che fare con la pandemia. Benissimo. Ecco, se poi vedo, Mea, se non sbaglio, Mea, buonasera a tutti. Provi magari se ce la fa a tenere fermo il telefono, perché altrimenti a casa vedono, sì, infatti, vedono il capogiro poi. Perché mi è sembrato anche di vedere una sagoma di una persona amica là vicino, mi è sembrato di vedere qua il signor Mario Fabris, mezzo Mario Fabris, abbiamo visto mezzo Mario. Qua. Ecco, Buonasera, Mario Fabris. dottor Lovino. Buonasera. Grazie Mario. per dare visibilità a questi gestori, a tutti gli imprenditori. Ecco, lei sta facendo qualcosa di meritorio dopo questo anno horribilis, dare visibilità ai gestori e a tutti quelli che hanno un'attività in proprio, veramente dopo questo anno, dopo questi DPCM cervellotici. Grazie a nome di tutti quanti. Grazie delle parole di sostegno, noi l'abbiamo fatto volentieri. Mea, ci racconti un po' allora come si sente lei come titolare di caffetteria in questo momento? Mi sento come ha detto il mio collega prima. Noi abbiamo investito soldi anche per fare il distanziamento all'interno del nostro locale e questo DPCM ci ha distrutto ancora. Adesso stiamo investendo con l'area esterna, però sapete che per investire in questo momento, dopo un anno che abbiamo solo sofferto, è molto difficile. Io mai posso avere la fortuna di avere qualcosa fuori, però in questo momento è molto difficile. Ecco, perché bene, diciamo, come ha detto anche Pensoiello prima, sì, chiaro, spendiamo al bar, però ci sono tanti bar che non hanno i tavolini fuori, quindi non c'è la possibilità, tanti posti dove le temperature sono proibitive, che non è solo il Veneto, ma c'è anche tutto l'Appennino, le altre Alpi. Ma infatti io sto con lei perché veramente penso ai miei colleghi che non hanno un giardino
che non hanno un pratico attico fuori, e per loro sarà ancora più difficile. E sono molto molto triste per questa situazione. Ecco, ricordiamo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare a casa, dare un sostegno agli imprenditori del settore ristorazione. Lo abbiamo sempre fatto in ogni trasmissione, abbiamo cercato di dare voce a questa categoria che secondo il mio punto di vista da imprenditore è stata ingiustamente bersagliata, i giovani e la ristorazione, cioè sembrano, infatti adesso sentiamo anche Dianin. Perché Sì, bisogna, se no sembra che i tartassati siano solo loro, invece ci sono tante categorie. Elenchiamole. Insomma, addirittura adesso si stava parlando, siamo a maggio, siamo a aprile, maggio e giugno, il tempo in cui la gente si sposa e fa le cerimonie. I wedding planning, che poveretti sono senza lavoro, quelli che fanno le bomboniere, le piscine, le palestre, le agenzie di viaggio, parliamo di tutto, perché la ristorazione sì, ma tutti i comparti. Le aperture sono state una minima parte, basta venire, non dico nel centro storico, 712 attività solo nel centro storico hanno chiuso. Dottor Lovino, per favore, venga a vedere. Non c'è, cioè, i bar ce ne sono, è la metà che può aver riaperto, ma passano addirittura, sono state date le possibilità di ampliare i plati attici, e ben vengano, ma solo quelli che hanno la possibilità di fare il plato attico, ma ce ne sono la metà, l'altra metà non può fare nulla. I ristoranti sono quasi tutti al chiuso, non possono aprire. Quindi sì, i bar, ma nominiamo anche tutte le altre attività che sono in ginocchio e che non possono riaprire e che non hanno riaperto. Elenchiamoli tutti, perché tutti sono in gravissime difficoltà, ed è i soldi che hanno messo via, per forza non hanno speso niente, ma tutto questo ha creato una crisi dalla quale non verremo mai fuori, perché quelli che hanno chiuso difficilmente potranno riaprire con un'altra attività. Abbiamo rincarato la dose dei poveri. Abbiamo parlato oggi delle cucine popolari. Le cucine popolari non ci sono più, le extracomunitari. Metà di quelli che vanno alle cucine popolari sono ex dipendenti. Ragazzi, gente che abbiamo perso migliaia e migliaia di posti di lavoro. Dove troveranno lavoro questi? Dove vanno a mangiare? Glielo dico io, la realtà è gravissima. Ringraziare chi? Ringraziare chi con il DPCM ha fatto queste... Poi oggigiorno queste riaperture parziali ha causato la guerra dei popoli. Io apro, però tu no, tu sì, io no, tu sì, io no. Cioè c'è una discrepanza e una cosa che non si riesce a capire perché un ristorante all'aperto deve chiudere. Un'attività deve chiudere alle 10 e non deve chiudere alle 11. Questo ha creato il fatto che nessuno va a mangiare fuori. Nessuno. Ma lasciami finire, per favore. Io dopo non interrompo. Io dopo non interrompo, ma deve lasciarmi parlare, perché altrimenti me ne vado. La Vanna Pellizzari ha diritto Ho il diritto di perché parola. faccio parte. Oltretutto faccio parte dei piccoli commercianti del centro storico e sono anche un'imprenditrice, una media impresa. Ma mi sa che non ha girato in questi giorni, mi sa che è stata troppo a casa. Non rispondo neanche, e se non mi lasci parlare Domani io mi alzo e me ne vado. Giro. Parto alle 8 della mattina e arrivo alle 12:30 e faccio il giro degli ambulanti, dei negozi. Allora vieni non parlare a Bambera. Allora lei non mi conosce, stia zitto. Lei stia zitto, perché non mi conosce. Non conosce quello che io faccio e quindi non le permetto di dire giri. Dottor Lovino, guardi che ci sono delle considerazioni che non ammetto. Quindi il dire che io non vado in giro, che sono in giro dalla mattina alla sera, sono dei piccoli commercianti del centro storico, non sono un'impiegata statale e non meno un'impiegata della banca, io sono un commerciante. Beh, ecco, benissimo. Milanato vuole dire la sua adesso, però non interrompiamo quando... Prego. No, direi che questo messaggio così negativo assolutamente non ha senso, è un messaggio che non ha nessun significato. Bisogna dare una speranza, bisogna dare un incoraggiamento, perché non è che bisogna fasciarsi e dire tutto va male, tutto va male. Questa è stata una prima apertura, un'apertura con un coprifuoco giusto alle 22, perché il coprifuoco garantisce una sicurezza che permette anche ai ristoratori di lavorare. Perché guardate che l'elemento fondamentale è la diffusione di questa epidemia. Noi
abbiamo riaperto, il governo ha giustamente riaperto, ma farà un controllo, e lo ha detto prima la bravissima dottoressa Zilli, e farà un controllo di come si sta sviluppando il virus in seguito a questa circolazione che viene introdotta. Per cui sicuramente a maggio, se la situazione migliora, verrà tolto il coprifuoco, ma certamente è corretto che questo mese il coprifuoco rimanga. Mi sembra una soluzione di buon senso, è una soluzione che garantisce una sicurezza dal punto di vista sanitario, che permette ai ristoratori di lavorare. È inutile dire, io oggi pomeriggio sono stato in giro per lavoro e ho visto 4 tavoli di anziani che giocavano fuori a carte che non vedevo da tempo, ho visto tantissima gente che mangiava fuori alle 7 di sera, alle 6, alle 7 di sera, e mi sono fatto tutto il giro dell'Alta Padovana fino a Bassano del Grappa. Quindi ho visto un qualcosa che sta rinascendo, e noi non dobbiamo essere tristi o buttarsi bisogna cominciare a lavorare, a credere, a svilupparsi e a invitare la gente a spendere, perché bisogna ripartire, non bisogna pensare a quello che è stato il passato, a quello che sono stati gli errori del precedente governo. Da 2 mesi abbiamo un governo che sta lavorando non bene, strabene, e posso fare i complimenti al ministro Gelmini che sta lavorando benissimo, perché una delle prime differenze che mi è venuta in mente è che prima, in una maniera quasi contro i ristoratori, veniva chiuso il venerdì, gli si diceva no, siete rossi alla domenica, e questi avevano i magazzini pieni, cosa facevano questa roba qua? Le abbiamo detto dal lunedì, in modo tale che sabato e domenica potevano utilizzare. Questa è stata una delle grandi differenze che il ministro Gelmini ha introdotto, e che ha fatto la differenza tra Conte e Draghi. La ripartenza del 26 è anticipata di Draghi, perché se noi stavamo guardando quello che era il governo precedente, cioè PD e 5 Stelle, il 26 non sarebbero mai ripartiti, cioè loro non volevano ripartire il 26, è stata Forza Italia insieme a Lega che ha imposto il 26, e poi ha imposto che a maggio si andrà forse a togliere il coprifuoco, chiaramente controllando quella che è l'evoluzione dell'epidemia, perché ricordiamoci sempre che questo virus è tremendo. In India abbiamo visto benissimo cosa fa. Abbiamo già parlato dell'aspetto medico, voglio sentire Dianin. I giovani oggi sono, ho detto prima, no? Ci sono per ideologia evidentemente i falchi del governo precedente, qualcosa è rimasto anche in questo governo, evidentemente hanno puntato il dito contro gli untori della ristorazione, teatri, bar, cinema, palestre, chi ne ha più ne metta, e i giovani. Io mi ricordo l'estate scorsa, la Movida, lei si ricorda, insomma, la Movida qua, i giovani non devono stare fuori a parlare, adesso a scuola, invece il governo non dice che la colpa della diffusione della pandemia sono i trasporti, cioè immaginiamoci le grandi città. Io ho vissuto a Milano per parecchi mesi quando ero più giovane, e mi ricordo le metropolitane, la gente, c'era quello che spingeva le persone dentro, quindi le fotografie si vedono, ecco, di quelle cose non si parla, però si guarda di 4 ragazzi fuori dalla scuola che magari fumano una sigaretta e stanno a parlare fra di loro, ecco gli untori. Gianni. Anzitutto bisogna dire che la pandemia per noi giovani è stata deleteria, se non da un punto di vista sanitario, perché comunque nella mia generazione i contagi sono inferiori rispetto ad altre fasce d'età, da un punto di vista sociale, educativo e psicologico. Voglio ricordare ancora una volta, come anche in un'altra occasione in cui sono venuto qui con piacere, che i suicidi tra i giovani sono aumentati nell'ultimo anno del 20%. E la scuola non può essere affrontata prettamente in didattica a distanza, perché la didattica a distanza deve essere una modalità che si adotta in una situazione emergenziale, e quindi non si può fare una maturità, io ho vissuto la maturità in didattica a distanza, la vivranno anche gli studenti quest'anno, non si può per oltre un anno proporre la didattica a distanza come unico mezzo. Volevo però fare chiarezza su alcuni aspetti più generali. Qui non si tratta di una battaglia tra le categorie, cioè la pandemia ha colpito tutti, giovani, ristoratori, lavoratori, attività produttive in generale. Non possiamo puntare il dito contro l'altro, perché alcuni hanno avuto gli aiuti, altri no, altri hanno chiuso, mentre alcuni sono rimasti aperti o potranno riaprire. Volevo ricordare anche alla consigliera Pellizzari che la Lega è al governo. Meno male.
come Forza Italia, come Partito Democratico, e quindi muovere delle critiche a determinate scelte che si sono prese vuol dire muovere delle critiche anche a dei propri ministri, perché le decisioni che sono state prese in Consiglio dei Ministri. Quindi per fortuna ora ci sono le vaccinazioni, c'è un piano di riaperture. È chiaro che non si può riaprire tutto e quindi avvantaggiando tutti indiscriminatamente. Perché? Per un motivo semplicissimo che forse questa sera ci stiamo dimenticando. Si riapre quando i contagi calano. Quindi, per ora, i dati scientifici ci dicono che, per esempio, i ristoranti possono aprire solo all'aperto. Le amministrazioni locali su questo possono aiutare. L'amministrazione comunale di Padova ha dato la possibilità solo ad oggi a 400 attività produttive nel nostro comune di allargare o creare dei plateatici che prima non c'erano, e dopodiché pian piano si andrà avanti con i mesi, si riaprirà e si riaprirà tutti, si spera in modo definitivo. Ma se noi riaprissimo oggi in una maniera, come dire, anche eccessiva per quelli che sono i contagi, torneremo in lockdown, perché è questo che abbiamo visto anche durante la scorsa estate. Conte Sentiamo una telefonata da casa, vediamo. Pronto, chi parla? Sì, certo. Sì, buonasera. Buonasera, chi parla? Dottor Rovino, buonasera. Buonasera, dottor Rovino. Sì, chi parla? Sono Mario Fabri. Ah sì, prego Mario. Ecco, dottor Rovino, volevo ricordare a quel signore dei democratici padovani che è vero che adesso ci sono al governo sia la Lega che Forza Italia e via discorrendo. Volevo solo ricordargli che i ministri sono tutti quelli di prima, a parte Arcuri, gli altri sono rimasti tutti quelli di prima e tengono in scacco Draghi, che sta facendo un lavoro immane, perché lo possono ricattare. In Parlamento c'è ancora la maggioranza PD e 5 Stelle, è inutile che ci giriamo attorno, adesso sono tutti al governo, quando in maggioranza sono tuttora loro. Quindi devono prendersi le loro responsabilità di come hanno gestito tutta la pandemia. Un giorno dicevano una cosa, il giorno dopo se la rimangiavano, di PCM alla sera per la mattina dopo e tutto il resto. È inutile che continuiamo a girare, adesso ci sono al governo anche le destre, la maggioranza ce l'hanno tuttora loro e, come ripeto, i ministri sono tutti quelli di prima e Draghi ha il suo grande affare a tenerli al guinzaglio. Bene, grazie. Dottor Lovino, ancora grazie per il collegamento di prima. Grazie a lei della disponibilità. Ecco, infatti volevo aggiungere, l'ha aggiunto Mario Fabris all'ultimo, e anche gli stessi ministri. Però ecco, una cosa che poi magari vanno a Pellizzari, naturalmente lei può parlare a prescindere, ripeto, lei può interrompere tutti, anche me, lei ha diritto di parola assoluto, non si discute, lo dico con serietà, per rispetto nei suoi riguardi. Le dico anche un'altra cosa, mi fa tristezza, diciamo come cittadino, una guerra fatta, apriamo i bar, ristoranti, discoteche, musei, teatri, ma la gente, chi è che andava a teatro fino a ieri, diciamoci la verità? La scuola, cioè abbiamo lasciato un anno, che civiltà è la nostra, che nazione è la nostra, abbiamo lasciato i nostri ragazzi chiusi in casa per ore, non facendogli fare neanche attività sportiva davanti a un computer per ore, e oggi noi stiamo discutendo se lasciare aperto un bar. Con tutto il rispetto, sono imprenditore anch'io, però abbiamo dimenticato la cosa più importante, giusto aprire il bar, ma ci sono i nostri ragazzi che hanno la polvere sulle spalle, mesi chiusi in casa. È una nazione che non è in grado di capire questa gravità della situazione sociale. Dianin mi ha offerto ovviamente lo spunto, cioè di ragazzi che hanno sofferto anche psicologicamente dei disagi, la socialità di stare chiusi in casa. Tutti siamo stati ragazzi, quando ci piaceva andare a scuola per incontrare la morosetta, gli amici, giocare eccetera, nulla per un anno, salvo poi aprire gli ultimi 20 giorni, un mese, tanto la scuola fra un mese chiude, quindi alla fine finisce, e alla fine invece noi ci accapigliamo per l'ora di coprifuoco, secondo me dovrebbero essere altre le battaglie. Mi permetta, voglio aggiungere solo una cosa. Allora, intanto volevo rettificare quello che ha detto il signore lì, che non è che noi vogliamo riaprire tutto, noi abbiamo sempre detto riaprire le
attività che sono in grado di garantire la sicurezza propria e dei propri clienti. Non sono tutti, ma quelli che per i DPCM si sono attrezzati per avere gli stanziamenti, per avere una persona alla volta, cioè quelle attività commerciali, industriali, di ristorazione che hanno la possibilità, che possono garantire, perché non c'è nessuno, noi non vogliamo morire, non c'è nessuno che vuole aprire per prendere il Covid, ma ci sono delle attività che hanno speso tutti i loro risparmi per essere messi in condizioni di lavorare, perché non arrivano i famosi ristori, non sono arrivati, e se sono arrivati sono stati totalmente insufficienti. Noi non chiediamo quello, noi chiediamo solo la possibilità di poter lavorare, ma di poter lavorare non siamo aspiranti suicidi, come dico prima, quando siamo in grado di garantire la nostra e l'altrui salute. Per quanto riguarda le scuole, dottor Lovino, mio nipote, 17 anni, ha preso il Covid e non l'ha preso a scuola, l'ha preso nei mezzi pubblici, tant'è che adesso che hanno ripreso al 75%, perché chi può fa dal 50 al 100, nella scuola di mio nipote non c'è la possibilità di fare il 100%, per cui mi pare che siano il 75%. Beh, non c'è nessuno che va in autobus. Alla mattina sono tutti i genitori che vanno a portare i ragazzi a scuola. Io vado a prendere mio nipote tutti i giorni che Dio manda in terra, a mezzogiorno, all'una, quando esce, e ne porto 3 o 4 ragazzi a casa. Nessuno vuole prendere il tram, perché lo sappiamo che non è vero che vengono sanificati. Non è vero, dottor Lovino. Quindi il mezzo veicolare sono i mezzi di trasporto che, nonostante le assicurazioni, evidentemente non sono sanificati abbastanza. Ecco, questo è. E poi aprire, no tutto, non è che vogliamo aprire tutto, apriamo quelle attività che, ripeto per l'ennesima volta e poi mi taccio, che sono in grado di garantire la propria e l'altrui salute. Ecco, penso a Iello, fra l'altro, le altre volte che abbiamo avuto possibilità di confronto, e qui in diretta con le vostre istanze come associazione, mi ricordo che lei ha fatto tante iniziative. Ecco, mi vuole anche dire, ecco, ricordiamo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa, e lasciate il commento qui su Facebook se volete dire la vostra. Ecco, vorrei che mi rappresentasse la sensazione che, diciamo, ci siamo confrontati su questo aspetto di smarrimento che avete avuto per mesi, cioè di abbandono totale. Sì, noi, lo dico sempre, la nostra associazione è nata da un piccolo gruppetto su Treviso che aveva deciso, per salvare proprio la salute pubblica, di chiudere le proprie attività prima che ci imponesse il primo DPCM di Conte. Quindi comunque siamo persone che si sono completamente sfidate dello Stato subito all'inizio e hanno cercato di preservare la salute pubblica, consapevoli e speranzosi che poi ci fosse di ricambio uno Stato che aiutasse e tutelasse le nostre imprese. Invece negli ultimi 14 mesi abbiamo assistito a un tracollo di quello che era proprio l'organizzazione statale che dovrebbe tutelare le imprese che lo aiutano a sostenere. Ricordiamo che le nostre filiere, le filiere che noi rappresentiamo, che sono praticamente tutte quelle del terziario, coprono quasi il 50% del PIL, e non riusciamo proprio a capire, a concepire come uno Stato che si basa sul nostro prodotto, sul nostro fatturato, non esca a pensare a una manovra di sostegno delle aziende. Solamente quando ci siamo resi conto di questo, l'ultima volta, cioè 2 settimane fa, eravamo a colloquio al Ministero dell'Economia e della Finanza con il sottosegretario Durigon, e ci siamo resi conto che effettivamente il governo non ha più i fondi e la potenza per poterci sostenere. Allora a quel punto abbiamo iniziato a chiedere di aprire, perché ovviamente se un governo non ci mette in condizioni di salvare le nostre aziende, l'unica cosa che ci resta è lavorare. Lavorare ovviamente in sicurezza, perché come diceva giustamente prima anche il consigliere di Padova, non siamo dei suicidi, non vogliamo aprire e infettare chiunque, ma abbiamo speso da maggio dell'anno scorso ad oggi migliaia di euro per mettere in sicurezza le nostre aziende, con dei protocolli che sono stati approvati anche dal Comitato Tecnico Scientifico, protocolli che oggi sembrano non più validi, non si capisce per quale motivo. Ricordiamoci che anche aprire un ristorante, un'attività all'interno in questo momento non vuol dire per forza creare contagio, perché abbiamo comprato plexiglass, perché abbiamo ridotto il 60% la presenza di tavoli anche all'interno, perché abbiamo il riciclo d'aria, perché possiamo aprire le finestre, le porte, le verande. Di conseguenza le stesse condizioni che ci sarebbero all'aperto potrebbero essere molto simili anche all'interno. Quello che appunto non riusciamo a capire, giustamente come diceva lei,
è da che parte voglia andare lo Stato. È uno Stato che deve sicuramente preservare la salute pubblica, ma deve preservare anche la salute delle proprie aziende, perché è su quei fondi là che poi si basa per costruire il futuro e la ripartenza. Benissimo. Speravamo in un cambio di passo col governo Draghi, cambio di passo che onestamente non c'è stato, perché noi, per quanto se ne sia detto all'inizio, noi domenica sera ancora abbiamo dovuto aspettare una circolare della regione che ci chiarisse la norma per riaprire, quando invece ci è stato promesso a gennaio che avrebbero spiegato tutte quante le norme una settimana prima che entrassero in vigore. Ha sentito Milanato? No, io volevo parlare col ristoratore e ovviamente sempre ringraziarlo. Il problema è un altro. Il problema è che nei primi 2 anni con il governo, specialmente giallo-verde, ci si è suicidati con un reddito di cittadinanza e quota 100, un costo di 20 miliardi che chiaramente ci pesa sulla groppa. In questo momento il reddito di cittadinanza non possiamo toglierlo perché il popolo ha votato il 32%, il Movimento 5 Stelle. I 5 Stelle avranno il 32% per altri 2 anni e come tale dettano ancora le leggi della maggioranza. Io ho capito che non ci sono più i soldi, ma se i governi precedenti, specialmente, e ce l'ho a morte col governo giallo-verde, perché è stato un suicidio il reddito di cittadinanza e di fronte a una pandemia ci ha trovato completamente scoperti, adesso chiaramente si sta cercando di fare quello che è possibile fare con il poco che si ha. Draghi ha già dato per il 2020 a tutte le attività che non hanno ricevuto nulla perché non erano nel codice Ateco e che hanno subito un crollo del fatturato del 30%, io ti posso dire che conosco persone che hanno avuto un crollo del 25% e non hanno preso niente, ma che fanno tutt'altro settore, quindi non quello della ristorazione, ha dato dei contributi che stanno per arrivare, però chiaramente la situazione è questa. Purtroppo quando si fanno degli errori nel passato poi si pagano di fronte a questo tipo di pandemia, però non si possono dare tutte le colpe ai politici, è anche il popolo che ha deciso un certo tipo di politica, quella del reddito di cittadinanza, perché era chiaro che i 5 Stelle avrebbero dato, quando si è votato il 4 marzo 2018 il reddito di cittadinanza, era nel problema, il popolo ha deciso questo e purtroppo si è fatto questo, si è fatto quota 100, come era stato promesso in campagna elettorale, e di fronte a una pandemia ci si è trovati completamente scoperti. Adesso non puoi pretendere... No, scusi, Milanato, però possiamo dare la colpa al popolo quando la politica cambia opinione in 5 minuti? Il popolo deve assumersi delle responsabilità. Quando vai a votare, decidi determinate politiche. Ma la colpa non è il reddito di cittadinanza e quota 100 sono stati una follia e l'abbiamo pagata duramente. La quota 100 erano poveretti, quelli che lavorano 100 anni, non vorrei mica che vadano con la stampella a lavorare. Tutti gli universitari laureati con quota 100, cosa stai dicendo? Noi che non siamo laureati ci tocchiamo la Fornero, cosa stai dicendo? Quota 100 è stata fatta per statali e laureati, cioè tutta gente sta in ufficio che prende fior di stipendi. Guardi, volevo precisare una cosa, Milanato, a prova di smentita. Ricordiamo 049 63 11 11 perché vediamo se è stato meglio Conte o Draghi, poi reddito di cittadinanza. Faremo un sondaggio. Il problema, mi lasci finire, sì, Milanato, per favore, è che che la colpa non è del povero cittadino che va di fronte a un programma elettorale e dice, per esempio il Movimento 5 Stelle, ne ho parlato oggi nella mia opinione, contro il PD, non faremo mai niente col PD, la piovra del PD, eccetera, eccetera. La gente ha votato un programma, ma questi programmi non l'hanno rispettato, si sono alleati col PD, per esempio. No, il reddito di cittadinanza che costa 12 miliardi. Chi ha votato PD, per esempio, aveva votato con Renzi dentro, adesso Renzi non c'è più. Quindi ci sono delle cose, non è colpa del cittadino, è la politica che si cambia come una meba, si modifica. Il reddito di cittadinanza, che vorrei sottolineare, la città di Napoli con 3 milioni di abitanti usufruisce come tutto il nord, 27 milioni di abitanti. L'hanno fatto apposta per questo. L'hanno fatto apposta, ma chi lo paga sono sempre gli esercenti, sono sempre tutte le attività, pagano quei 13 miliardi. Quei 13 miliardi potevano essere dati in questo momento di pandemia in assistenza a tutti. Non dei poveri cittadini. È chiaro che il cittadino del sud era nato per aiutare la gente povera. È sempre stato che il cittadino del sud vota per un filone. E la scorrettezza della politica, io mi ricordo, abbiamo parlato in trasmissione a dicembre 2017, l'intervista di Di Maio al Mattino che ha detto do 1.492 euro al mese a famiglia. È là la scorrettezza, non del povero
del povero ignorante che ha messo la X sul Movimento 5 Stelle giù al sud al 60%. Sì, ma scusi una no, cosa, senso, ma se sennò... io popolo vado a votarmi uno che mi promette 1.500 abbiamo sbagliato euro... noi, non dobbiamo farci più prendere in giro da alcuni partiti che promettono... L'altra cosa che bisogna considerare è che non si cercano di non prendere più dei candidati che hanno fatto i bibitari prima. Draghi è una persona che ha un passato, Draghi è una persona che ha delle competenze. Bisogna cominciare a scegliere delle persone che hanno delle competenze, mettere a governare persone che hanno competenze. Sentiamo in questo senso Speranza non va bene. Questo è un altro problema, stiamo parlando adesso di quella che se il latte è stato versato non è che puoi continuare, devi pulire e ricominciare da capo, non è che possiamo sempre dire adesso siamo in una situazione tragica da cui sarà difficile che ne veniamo fuori. La disfatta economica che dal dopoguerra non abbiamo mai visto, quindi adesso è inutile dire dobbiamo adesso darci da fare. Allora vediamo se questo recovery plan sarà accettato, vediamo cosa farà, facciamo ripartire tutte le infrastrutture che devono ripartire, però ragazzi le aziende, le piccole aziende come quelle che io conosco, che hanno chiuso e hanno lasciato a casa i dipendenti, non aprono più, cosa si mettono a fare? È questo che dobbiamo dire, che dobbiamo pensare, dobbiamo fare qualcosa. Allora, siccome noi, dico noi perché conosco i veneti, io sono veneta, e abbiamo sempre dimostrato che ci tiriamo sulle maniche e ci diamo da fare. A proposito che lei diceva della fiducia, certo che abbiamo fiducia, altrimenti ci saremmo già suicidati. Noi sappiamo che possiamo rimboccarci le maniche fino al gomito, ma però dobbiamo avere gli aiuti non sono stati promessi e non sono mai stati dati. Quando penso che abbiamo pagato 220 euro un banco a rotelle, e lo continuerò a dire fino alla morte, 220 euro, 100 milioni di euro buttati là e sono tutti accatastati che non sappiamo neanche dove metterli. Ragazzi, sono le spese così che vanno... le spese pazze che siamo noi a pagare. Volevano spendere 400 milioni per i quadrifogli là, per le primule rosse, ma capite? Allora, giustamente come diceva lei, dottor Lovino, è il governo, cosa vuoi che siamo noi poveri disgraziati che non sappiamo cosa fare? Quando andiamo a votare pensiamo, quando votiamo, che ci fidiamo di quello che è il programma e diciamo, però tutto sommato questo potrebbe fare al caso nostro, ma adesso siamo in una condizione, e io sono qui per parlare di economia, ma che canna del gas? No, non esiste più neanche la canna del gas. Vi fate fare un piccolo stacchetto pubblicitario e poi torniamo qui in diretta. Ricordate 049 63 11 11, oppure se volete lasciare un commento sulla diretta su Facebook. A fra pochissimo. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it.
Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Diretta, qua siamo alle 22:14, penso anche al vostro orologio. Ricordatevi, Insieme alle Persone TV, il nuovo modo di concepire l'informazione, il 60 News, quotidiano online, il nostro TG delle 13, l'opinione delle 18, il nostro pezzo forte, ovviamente il nostro talk show. Però abbiamo già in serbo alcune iniziative, fra cui quella che ho appena creato come aiuto e sostegno per le imprese, 3-4 minuti, 2-3 volte alla settimana, in cui vi spiegherò tutti i segreti di come gestire e ottimizzare al meglio la vostra azienda. Credo e spero, è un impegno personale, non c'è nessun fine di lucro, di dare un aiuto alle imprese che oggi si trovano in difficoltà a dover scegliere che tipo di investimento fare, che tipo di scelta fare. Grazie a Insieme, Idee e Persone TV. Bene, senta, Vanna Perizzari, qual è la mozione che ha fatto in comune che diceva fuori onda siamo andati avanti? Sì, ovviamente. non ha niente a che vedere con l'imprenditoria, però è successo un fatto grave sabato in centro storico e adesso chiaramente c'è molta polizia che controlla il traffico. Abbiamo cercato anche di evitare di fare per via Roma, che è l'asse principale di Padova, abbiamo detto beh, si può andare da una parte, per il ritorno cerchiamo di fare percorsi alternativi. Bene, c'erano questi due agenti della polizia che hanno visto un gruppo di ragazzetti, tra cui uno senza mascherina. Polizia municipale. Municipale, due agenti della polizia municipale, e che hanno intimato l'alta a questo ragazzo, tra gli altri. Lui non si è fermato ed è scappato. Chiaramente se uno ti dice alta e non ti fermi, hai buone ragioni per inseguirlo. Sì. Quindi loro lo hanno inseguito e invece di dire sì, scusatemi, insomma, cosa c'è, ha cominciato a tirare calci, dare pugni e andare in escandescenze. Chiaramente i due agenti, compatibilmente con quelli che sono i loro limiti relativi alla situazione in cui si trovano, loro hanno agito entro questi limiti e quindi lo hanno fermato, messo per terra per immobilizzarlo, e lì c'è qualcuno che ha girato un video e gli agenti sono stati così bravi che non si sono lasciati diciamo andare, sì, ecco. hanno continuato a fare il loro lavoro, quello che sono chiamati a fare, perché sono addetti alla nostra sicurezza. E insomma qualcuno ha potuto dire, qualcuno che è all'interno della nostra amministrazione ha criticato questo fatto, no, se era scritto sul giornale non lo dico io. Quindi questo che noi abbiamo detto, allora per il rispetto che noi dobbiamo ai padovani, ai cittadini per bene che all'ALT si fermano, perché tutti si fermano, tutti quelli che non hanno nulla da nascondere, ma mi fermano un sacco di volte, mi metto anche a ridere, quando li vedo già tiro fuori il libretto, e quindi... Allora, già il fatto che lui non si sia fermato, il fatto che sia scappato, lui ha creato un'azione. La reazione a questa azione è stata logica, no? Ecco, quindi la mia mozione è di solidarietà, di vicinanza a questi agenti che hanno agito nel nome della legge, che adesso c'è un'indagine in corso per capire di chi sono le responsabilità, ma al di là di quello io dico solo, noi abbiamo un corpo di, qualcuno ha definito questi polizia di Stato, e ha in maniera inaccettabile paragonato questo fatto a quello che è accaduto in America.
negli Stati Uniti. Ecco, questo è inaccettabile, assolutamente, è inaccettabile. Quindi prendiamo le distanze da questa definizione. Detto questo, appunto ci sarà un'indagine in corso che stabilirà, però il fatto è questo: noi vogliamo che i nostri agenti di polizia verificano che non ci siano stati di paura per tutti, perché questo ragazzo avrebbe potuto avere un coltello, perché è scappato? Perché è scappato? Quindi ha creato questo allarme da parte degli agenti, perché c'era la gente così, quindi hanno il dovere di far rispettare le leggi. Qui siamo in Italia, siamo a Padova, in Italia abbiamo delle leggi che tutti noi siamo obbligati, indistintamente rosso, bianco, giallo, nero, tutti siamo obbligati a rispettare, e loro hanno fatto rispettare la legge. Quindi sentiamo una solidarietà e basta. Anche a me è successo oggi, ero in una via e la polizia ha fermato delle persone e queste persone si sono rivolte a me dicendo ma come mai mi hanno fermato? E il poliziotto gli ha chiesto ma con chi stai parlando? Però io avrei voluto, non volevo, chiaramente non è il mio lavoro, io non volevo interferire con l'azione di polizia, però avrei voluto dire scusate, evidentemente la polizia avrà avuto i suoi buoni motivi, cioè non dobbiamo vivere come dei randagi, abbiamo delle regole. Il sostegno, il problema non è la polizia, perché quelle là sono persone, vi posso garantire che ne conosco tante, stressate e più stanche di noi, hanno lo stesso livello di stress dei reparti di ospedalizzazione, quindi persone impegnate in prima linea con la mascherina in continuazione, quindi pieno sostegno alle forze dell'ordine. È la legge forse che magari si può modificare o no, eccetera, però non penso che ci possiamo lamentare a livello di tolleranza democratica rispetto ad altre nazioni dove basta dire io e ti mettono dentro e devi pagare la condizionale per uscire, vedi l'America. Sentiamo telefonata da casa, pronto? Pronto? Pronto, buonasera direttore, a lei e ai suoi ospiti. Sono Sebastiano. Sebastiano, però io la devo rimproverare, Sebastiano, perché lei l'altro mercoledì non ci ha chiamato perché ha visto le partite, dica la verità. Sì, no, perché ho lavorato, non perché ha visto le partite, no, perché se no non la facevo più parlare. No. Vabbè, non sono tifoso, ha dato la risposta giusta, via. Esatto. No, per quanto riguarda naturalmente le forze dell'ordine, no? Naturalmente io darei pieni potere alle forze dell'ordine. Io l'altra volta ho visto Blue Notte che è stata a Roma da tutti i spacciatori in questo giro italiani, dove sono dovuti intervenire le forze dell'ordine, che la gente picchiava sia le forze dell'ordine e gli sputavano alle forze dell'ordine. Io dico, bisogna dare pieni poteri alle forze dell'ordine, perché se uno non ha niente da nascondere, io mi fermo, mi chiedo i documenti, lo so. Io sono una persona civile e voglio vivere in un paese civile. Grazie Sebastiano. Purtroppo siamo quasi alla chiusura, quindi il tema è difficile da affrontare, perché qual è il limite, Sebastiano, fra la democrazia, la libertà di movimento e di espressione e la coercizione degli organi di polizia? Ricordiamoci che in passato, ahimè, anche in altre nazioni, la polizia, quando gli è stato dato troppo potere, ovviamente ci sono stati dei casi estremi. Purtroppo quello è il prezzo da pagare, l'ho visto anch'io, ma guardi, queste cose non sono successe solo quando ero ragazzo e giravo l'Italia in giro per le stazioni, per lavoro. Mi ricordo c'erano i marocchini all'epoca, nel senso persone extracomunitarie, senza offesa, ovviamente ho sbagliato termine, però persone diciamo che non erano italiane, che sputavano in faccia o sputavano per terra quando passava la polizia o li mandavano a fare a quel paese, oppure anche offendevano le donne poliziotto, e parliamo di 28 anni fa, cioè di cose viste con i miei occhi, quindi è sempre stata un po' questa cosa qua. Per questo bisogna dare sostegno alle forze dell'ordine che fanno un lavoro molto ingrato, ricordiamoci che alle forze dell'ordine è stato demandato il potere di controllarci con una legge che dal mio punto di vista è ingiusto, devi scrivere su un pezzo di carta dove sei stato se ti fermo. Quella è la cosa ingiusta, non tanto il poliziotto che ti dice compila il modulo, perché il poliziotto segue la legge. È a monte che c'è un'azione liberticida, limitativa della libertà, che ti dice scusa, tu dove sei andato? Io sono andato lì, allora? No, devi scriverlo, vabbè, scrivilo, io ti ho detto una fesseria perché in quel momento posso anche essermi inventato, ma è il concetto stesso di libertà che è stato vanificato da un governo
purtroppo è come quello attuale, cioè, che non ha cambiato e mi spiace, e anche qua le cose sono uguali a Draghi, a Conte, Milanato, che non ha tolto questa autocertificazione, che è un'onta alla libertà individuale, è assolutamente inutile. Tanto io, se voglio, mi invento, non è così che si cambia la pandemia, non è assolutamente il metodo giusto. L'autocertificazione è un'offesa alla libertà dell'individuo. Io dichiaro davanti all'autorità di pubblica sicurezza quello che ho fatto, loro devono prendere verbale, questa è la cosa giusta, non l'autocertificazione, quella è un'umiliazione per il cittadino. Siamo in chiusura, Mea voleva aggiungere qualcosa? Chiedono così solidarietà alle forze dell'ordine in Italia, che veramente stanno operando per me a livello molto bene. Io ho avuto la fortuna o la sfortuna di abitare 4 anni in Brasile, avevo un locale in Brasile, e là la situazione era veramente, io ero considerato un straniero vero e proprio, impronte digitali 10 dita e palmi della mano, per avere il visto permanente per stare in Brasile. E là la tolleranza era veramente, per noi stranieri era zero, anche se ero italiano. Questo volevo, per me solidarietà alle forze dell'ordine. Ecco, diciamole queste cose, Mea. Senta, è contento della riapertura? Brevemente, 1 minuto 30 secondi, sì, no? Ma guardi, per l'orario non sono contento sinceramente, perché comunque noi lavoriamo molto con le partite di calcio, per chiusura alle 10, guarda lei, cioè un tempo riesco a far vedere le partite, dopo, perché l'anno scorso abbiamo investito durante il periodo di lockdown, abbiamo investito con le TV fuori, un investimento importante, abbiamo 4 TV, però questa chiusura alle 10 io almeno fino alle 11 e mezzanotte l'avrei fatta. Benissimo, grazie. E dopo, tutto chiaro, tutto chiaro. Penso a Iello, 30 secondi, vuole un auspicio, un obiettivo, vuole dire la sua? Non sentiamo, l'audio bloccato. Sì, scusatemi, era per non disturbare. L'unico auspicio è che il coprifuoco venga tolto il prima possibile, anche per il bene delle nostre città, perché quando le nostre attività sono aperte danno vita alla città e la rendono sicura, e quindi anche in questo aiutano magari le forze dell'ordine a lavorare. Benissimo, grazie. Ovviamente vi posso dire a voi che fate gli imprenditori, continuate a far sentire la vostra voce. È il momento, civilmente, con tutte le maniere rispettose delle regole e delle leggi, però non bisogna più vivere isolati, bisogna unirsi e far vedere che ci siamo, che ci siete, perché altrimenti vi dimenticano. Giannini vuole dire la sua, visto che siamo in chiusura, mancano 2 o 3 minuti. Io condivido assolutamente il fatto che nel momento in cui le persone tornano ad occupare lo spazio pubblico, allora è lì che si fa la vera sicurezza. Riguardo a quanto avvenuto a Padova, chiaramente la piena solidarietà alle forze dell'ordine, però io vorrei sottolineare che adesso sono stati avviati degli accertamenti, quindi ecco, prima di, certo, giustamente, quindi ecco, prima anche di come dire, esprimere delle opinioni anche di carattere politico, secondo me è giusto aspettare che questi si concludano. Specialmente, in realtà, questo bisogna dirlo, in un anno in cui il tema è stato caldo anche a livello internazionale. Secondo me questa cosa non va omessa. Sono molto contento che finalmente, per quanto riguarda la parte giovanile, si sia ricominciato ad andare a scuola. Vorrei far notare che si riaprono per primi scuole, cinema, teatri e musei, quindi ripartire dalla cultura vuol dire pensare al futuro del paese, anche perché la cultura è stata la prima a chiudere. E per quanto riguarda anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il fatto che il 40% dei fondi siano stati stanziati per la transizione ecologica è un regalo alla mia generazione, quindi ecco, volevo spezzare questa lancia a favore del governo, ma anche un accorgimento, come è giusto che sia. È stata tagliata di $0,5 miliardo la spesa rivolta a scuole e università nel nuovo PNRR. E quindi bene. Mi sembra giusto. Ecco, si ricordi, Giannini, che comunque per la sua generazione sono previsti aumenti del debito, quindi a vostro carico. Assolutamente. Ci sarà un aumento anche del debito, perché se deve dire a Draghi, quando lo vede, Giannini, che ci deve essere anche una spending review, perché se io investo però non rendo più efficiente il sistema, aumenta il debito, e quindi
alla vostra generazione sì un investimento sull'ecologia, però anche più debiti che poi alla fine io non ci sarò più, però toccherà a voi ripagare. Milanato, velocemente. Grazie a Figliolo, perché 18 milioni di vaccinati Però in 2 gli mesi è un grande Gli risultato. anfibi non li ha portati. Grazie alla Cartabia che ha fatto un lavoro e ha reso alla giustizia tutti i brigatisti rossi che stavano ingiustamente a fare la bella vita in Francia. Grazie alla Gelmini che sta organizzando un lavoro di coordinamento con tutte le regioni affrontando la pandemia, e grazie a Brunetta che ha premiato dei dipendenti come la dottoressa Zilli e sta assumendo delle persone del sud dove finalmente toglieranno il reddito di cittadinanza e cominceremo a far lavorare. Grazie Silvio non lo dice più, perché una volta lo diceva grazie Silvio. No, ormai ci stiamo evolvendo, Forza Italia ormai sta crescendo continuamente nei sondaggi, non serve più, grazie e ormai ha una bella squadra che sta andando avanti, quindi no, pensavo che Silvio è sempre nei nostri cuori. Quindi c'è sempre, no, perché pensavo che non ci fosse più grazie Silvio, perché lei una volta sempre, diceva grazie sempre Silvio. Grazie Silvio. Va bene, va bene. Perizzari, tutto per lei il finale, è contenta? Io intanto sono contenta che la Lega sia finalmente al governo da poco tempo, perché sono sicura che comunque terrà a bada tutte le teste calde che ci sono e metterà del suo per far sì che ci sia una ripresa degna di essere chiamata tale. Noi abbiamo bisogno di lavorare. Non dimentichiamo che il lavoro è l'articolo 1 della nostra Costituzione. Continuo a ripetere che noi non abbiamo bisogno di sostentamenti, abbiamo bisogno solo di lavorare. Abbiamo capito che se abbiamo questo lavoro abbiamo anche la dignità, perché prendere l'elemosina a noi non serve, anche perché tra le altre cose non arriva, quindi inutile anche dirlo. Quindi lavoriamo, permetteteci di lavorare in sicurezza, non mi stancherò mai di dirlo. Chi non è in grado di aprire, garantendo, l'ho detto prima ma lo ripeto, ripetita Juventus, non apre solo chi è, e ce ne sono tantissimi che si sono messi in regola e che potrebbero oggigiorno riaprire in totale sicurezza. Benissimo, grazie Vanna Pellizzari, consigliere comunale Padova Lega, Marco Milanato, coordinatore Forza Italia Città della Padova, Alessandro Dianin, Giovani Democratici Padova, in collegamento dottoressa Emanuela Zilli, direttore medico ospedale di Cittadella, Andrea Penzoiello, presidente di Veneto Imprese Unite Treviso, grazie. Mauro Mea, proprietario di un caffè a Cittadella. Bene, che dire, grazie. Io devo dire semplicemente questo, ci stiamo affinando sull'ora del coprifuoco, la battaglia dalle 22 alle 23, bisogna eliminare il coprifuoco, eliminare l'autocertificazione, umiliazioni per il popolo italiano. Alla prossima. Grazie. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica.